Un uomo di anni 38, Carlo Gaglio, è stato trovato morto ieri all'interno di un'abitazione in Via Patone 6 ad Agrigento e si trovava disteso sul divano della cucina. Stando a una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia deceduto per overdose, ma non è ancora confermata la tesi. Una siringa è stata trovata in un'altra stanza dell'abitazione. Insieme alla vittima c'erano anche 3 persone, compresa quella che ha dato l'allarme, che adesso sono nei locali della questura per essere sottoposti a un interrogatorio a opera del pubblico ministero precedente Alessia Battaglia e del vice capo della squadra mobile Andrea Palermo. Lanciato l'allarme, grazie alla segnalazione di un amico della vittima, sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione volante di Agrigento. Stanno sentendo i vicini di casa, la polizia scientifica ha effettuato il rilievo all'interno dell'abitazione. Sul luogo è arrivato il magistrato, il sostituto procuratore della Repubblica e il medico legale per la prima ispezione cadaverica.